Ermanno Anselmi, presidente GAL Baldo Lessinia. Il GAL Baldo Lessinia è un ente che è praticamente un partenariato pubblico e privato composto da 53 soci, di cui 38 sono enti locali, comuni della fascia alta della provincia di Verona, quindi oltre il 30% dei comuni. Il GAL è un ente che sostanzialmente intercetta dei finanziamenti provenienti dalla Commissione europea, quindi dall'Unione Europea, e li cala attraverso la regione sui territori per creare sviluppo e opportunità di lavoro, quindi incrementare la ricchezza di quel territorio attraverso dei bandi che vengono praticamente contemplati dopo che è stato costruito un PSL, un piano di sviluppo locale. È stato un momento particolarmente difficile, sicuramente ci ha trovato subito sprovvisti e comunque con tempestività siamo intervenuti, siamo riusciti comunque a lavorare attraverso i social, attraverso Zoom, quindi anche in remoto, e questo ci ha permesso di raggiungere tutti i nostri potenziali portatori di interesse e di essere comunque efficaci, quindi non ci siamo mai fermati, siamo riusciti a calare sul territorio moltissime risorse. Ricordo che siamo al termine del sessennio e abbiamo praticamente creato opportunità per oltre 12 milioni di euro. Allora, il GAL nell'ultimo periodo praticamente sta concludendo tutta una serie di bandi, di azioni che sono state promosse in questi anni. Ultimamente in particolare abbiamo sviluppato molte misure 642, quindi rivolte all'imprenditoria privata, alle partite IVA, perché riteniamo veramente importante che laddove investiamo sui privati riusciamo ad aumentare il valore intrinseco di quel territorio, quindi incentivare lo sviluppo. Questo ci è piaciuto molto perché siamo riusciti, nonostante il periodo difficile, a mantenere alta l'appeal, l'interesse attraverso anche questi fondi, i fondi che sono, ricordo, a fondo perduto, ma dove i privati ci investono almeno un 40-50% di risorse proprie. Questo vuol dire aver lavorato con i nostri territori in modo efficace e soprattutto tenendo alto l'interesse per lo sviluppo delle loro iniziative. Per il futuro stiamo lavorando per il prossimo biennio, perché il nuovo piano di sviluppo rurale non durerà più 6 anni, ma durerà 4 anni, dal 2023 al 2027, quindi ci saranno un paio d'anni, diciamo, vacanti, ma non saranno 2 anni inutili, perché molte saranno le risorse che l'Unione Europea ci darà alla Regione Veneto e che noi caleremo naturalmente sul territorio. E già dal prossimo anno stiamo programmando tutta una serie di iniziative rivolte sia agli enti locali, che sono sempre molto vivaci, attivi, soprattutto in una fase dove le risorse sono sempre minori, e comunque anche a tanti altri soci privati. Infatti credo che potenzieremo ancora le misure 642 rivolte all'imprenditoria privata extraagricola. Sostanzialmente è la passione che ci ha portato avanti in tutti questi anni, è la passione di riuscire a far sistema, a fare rete, lavorare sui processi, sulla cooperazione, ma soprattutto lavorare con delle persone che hanno voglia di sviluppare le proprie idee. Noi possiamo essere quel quid in più, quella mossa che li fa scattare un qualcosa anche in un momento così difficile, per dire la realizzo. E quindi siamo riusciti a realizzare insieme a loro tante iniziative. Ricordo che credo che siano oltre 150 le iniziative private finanziate. Abbiamo finanziato un sacco anche di iniziative rivolte alla promozione del territorio, quindi incontrare dei portatori di interesse che hanno delle idee anche solo abbozzate e prenderli per mano, accompagnarli per sviluppare le loro attività, questo ci piace molto. Quindi sostanzialmente è la passione per sviluppare le nostre montagne, sia il Baldo che la Lessinia.